Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani di oggi e naturalmente daremo conto anche degli articoli scritti sul raduno di Pontida, con l'eccezione di Repubblica, che non ha neanche una riga, sull'avvenimento, ed è l'unico quotidiano, per così dire, che non si occupa del raduno di Pontida. Ma andiamo con ordine e vediamo gli argomenti del giorno. In primo piano su tutti i giornali quanto accaduto allo stadio l'altra sera, le 3 condizioni degli ultra, le minacce del capo dei tifosi, titola il Corriere della Sera in prima pagina, i colloqui e poi il sì alla partita. Tra le richieste dei capi ultra del Napoli per garantire lo svolgimento della finale di Coppa Italia tra gli azzurri e la Fiorentina, sono state 3 appunto le richieste dei capi ultra del Napoli. Il ministro Alfano nega la trattativa, ma si è visto benissimo in diretta televisiva e non solo italiana. Il premier Renzi dice: sono rimasto per non lasciare lo stadio ai violenti. Quel tizio che all'Olimpico indossava una maglietta che inneggiava a chi uccise il commissario di polizia Raciti è diventato una specie di leviatano, scrive Marco De Marco in prima pagina sul Corriere della Sera. Tutti ad aspettare Genny a Carogna è il nome del soggetto. Così la democrazia si mostra impotente, scrive De Marco. Nel commento di prima pagina, Gennaro Di Tommaso, detto Genny a Carogna, ormai non è più solo un capo tifoso, è un leviatano. Aveva la maglietta che inneggiava a chi uccise il commissario Raciti. Un potere forte e decidente in Italia sono le tifoserie sportive, quella napoletana come quella romana che le partite le ha bloccate davvero. In cella per aver sparato a un giovane partenopeo è finito l'ultra che nel marzo 2004 convinse Totti a riportare i giallorossi negli spogliatoi. Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, Presidente della Commissione Antimafia e autorità di polizia, tutti l'altra sera hanno atteso che fosse Genny a Carogna a dire l'ultima parola. Certo non si era al Colosseo, scrive De Marco, nessuno avrebbe potuto pretendere da Renzi, da Grasso, dalla Bindi un pollice verso o all'insù, ma la sovrapposizione televisiva delle loro facce indecise a quella di Amsic, costretto a contrattare con la curva in tumulto, ha prodotto l'effetto devastante di una democrazia impotente. Genny a Carogna sembra essere proprio quel boss a cui allude il quotidiano britannico Guardian, quando parlando di calciomercato definisce Napoli una roccaforte della mafia. Non è così? Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, tutti i ritardi sui tagli alla spesa e i pagamenti alle imprese, un bilancio dei primi 70 giorni del governo Renzi, sicuri gli 80 euro, ma solo per quest'anno, il 2014. Il pezzo di Enrico Marro, i ritardi sui tagli alla spesa e i pagamenti alle imprese, approvati 10 decreti legge e 4 disegni di legge, mentre sono già 5 le volte in cui il governo ha posto la fiducia sul decreto legge per prolungare le missioni militari all'estero, sul disegno di legge del Rio per le province che elimina le province elettive, non le province ma le elezioni, sul decreto enti locali, il cosiddetto Salva Roma, sul decreto Poletti e sul decreto sulle tossicodipendenze. I primi 70 giorni del governo Renzi mettono in conto gli 80 euro in busta paga ma solo per il 2014 e sono l'esempio di un percorso di provvedimenti annunciati che faticano ad arrivare in porto, scrive il Corriere in prima pagina, mentre il premier Renzi apre al presidenzialismo in tema di riforme dopo le sollecitazioni innescate dalla lettera inviata da Berlusconi al Corriere della Sera. Non ora, le priorità sono altre, dice Renzi, ma dopo l'approvazione della riforma del Senato e del titolo quinto si può anche ragionare. Questa è la linea dettata da Renzi al suo staff. L'orizzonte temporale per affrontare il nodo della forma di governo si sposterebbe comunque a settembre 2015. Di Pontida ci occupiamo subito, a pagina 11 c'è il servizio di Marco Cremonesi, ma in prima pagina va citato ancora il pezzo di Franco Venturini sulla Libia che sprofonda, e pagheremo anche noi, tanto in tema di forniture energetiche quanto di immigrazione incontrollata. Frustrazione e paura per tutti gli occidentali in Libia, ma soprattutto per chi come l'Italia ha una dipendenza importante dalle forniture energetiche libiche e dell'approdo naturale delle correnti migratorie che partono dalle coste libiche. Eppure in Italia si parla poco di Libia, scrive Franco Venturini, che ricorda il 20 ottobre del 2011, all'indomani del linciaggio di Gheddafi,
L'Occidente, che aveva buttato giù Gheddafi a colpi di missili e bombe, era marcatamente ottimista in quel 20 ottobre del 2011 sul futuro della Libia. È andato tutto al contrario. In Italia si parla poco di Libia, non si ha la consapevolezza della posta in gioco. La Libia è una minaccia che pesa in primo luogo su di noi, scopre oggi il Corriere della Sera con Franco Venturini in prima pagina. Attentati, uccisioni, intimidazioni armate si susseguono in Libia. Il paese è controllato da una miriade di milizie armate fino ai denti che possono contare su 50.000 uomini. Contro Gheddafi combatterono in 10.000, per avere un'idea. Ci sono governi che nulla possono e forze regolari ridotte all'impotenza, fino alla presenza di un nucleo di Al-Qaeda che era del tutto inesistente nel regime gheddafiano. Il mezzo migliore per farsi valere è bloccare la produzione o l'esportazione di gas e di petrolio. Il risultato è che il 1,5 milioni di barili di greggio al giorno, prodotti malgrado tutto nel 2012, è passato negli ultimi mesi a una quantità variabile tra i 170.000 e i 250.000 barili al giorno, qualcosa di simile per il gas. L'Italia riceveva dalla Libia il 23% del suo fabbisogno di petrolio, sceso al 12%, e sulle importazioni di gas c'è stato un taglio del 40%. L'ENI vive tra le incognite e la crisi ucraina potrebbe comportare già da fine maggio un rallentamento o un blocco delle forniture energetiche russe. E possiamo davvero considerare stabile l'Algeria? E poi, continua Venturini sul Corriere della Sera, se la Libia sprofondasse fino in fondo nel suo caos, cosa dovremmo aspettarci di vedere arrivare sulle nostre coste o a bordo delle navi dell'operazione Mare Nostrum? Nel 2014 sono arrivati in Italia 25.000 disperati, con un ritmo simile solo a quello, giudicato abnorme, del 2011. Il sistema di accoglienza è al collasso, il 93% degli immigrati viene dalla Libia. La Libia, corridoio aperto verso il Mediterraneo. L'Europa non modifica le sue regole, a cominciare da quella decisa a Dublino, secondo cui il primo paese d'accoglienza è responsabile in toto verso l'immigrato. Ai tempi di Gheddafi l'Italia qualcosa aveva escogitato, sapendo che l'unico modo di frenare le ondate migratorie è quello di bloccarle vicino alle coste di partenza. Con Gheddafi, con la Libia, avevamo concordato un sistema di pattugliamento congiunto delle acque libiche con motovedette fornite dall'Italia che avrebbero avuto a bordo anche personale italiano. L'esperimento ebbe appena il tempo di partire, poi arrivò una sentenza europea che vietava quel metodo di respingimento perché non distingueva tra emigranti economici e richiedenti asilo. Ma le conseguenze di quel fallimento sono tremende, continua Venturini sul Corriere della Sera. A fronte dei pochi campi di accoglienza malamente controllati dall'ONU, ve ne sono tantissimi gestiti dalle milizie, dove si stupra sistematicamente, dove si tortura sistematicamente, dove vengono stabilite le tariffe per essere imbarcati verso l'ignoto e dove nessun controllo può essere effettuato da alcuno. E se volessimo dire la nostra, se immaginassimo qualche proposta, se anche volessimo offrire aiuto, a chi potrebbe rivolgersi l'Italia in Libia? A un governo inesistente o privo di poteri? Oppure dovremmo andare a caccia dei capi di ogni milizia, rischiando di essere attaccati da quella vicina? Siamo giunti al nocciolo della questione, la mancanza di interlocutori, scomparso Gheddafi. La Libia può essere ancora salvata, gli interessi dell'Italia possono essere ancora tutelati? Mette in forma interrogativa Venturini. Nessuno dispone di risposte. Bisogna ricreare un esercito nazionale libico. L'Italia sta addestrando a Cassino i primi 400 militari libici che saranno poi sostituiti da altri. L'ONU dovrà nominare un alto rappresentante di livello incaricato di andare a lavorare sul campo in Libia e coordinare l'azione della comunità internazionale. Si dovrà convincere il governo centrale che alla Cirenaica va concessa autonomia. Si dovrà trovare un metodo per dividere tra le varie regioni, tribù e milizie i proventi della vendita di idrocarburi in cambio della riconsegna delle armi. Si dovrà affrontare la questione migratoria. Ottimismo, purtroppo mi torna in mente quello del 20 ottobre del 2011, all'indomani del linciaggio di Gheddafi, quando l'Occidente era ottimista, si è visto. Questo è il pezzo sconsolante di Franco Venturini in prima pagina sul Corriere della Sera. La cronaca, dicevamo invece, di Pontida, a pagina 11 del Corriere della Sera di oggi, a firma dell'inviato Marco Cremonesi. Salvini contro tutti è il titolo del Corriere della Sera, la sua prima Pontida tra i figli dei venetisti. Il neoleader rilancia la battaglia contro l'euro.
Matteo Salvini indica i palloncini verdi che volano verso un cielo azzurro smalto. Quelli sono i nostri sogni, dice Salvini, quello è il futuro, la libertà che nessuno ci potrà mai rubare. I palloncini sono stati liberati dai bambini che poco prima lui aveva fatto salire sul palco, figli degli indipendentisti arrestati su iniziativa della Procura di Brescia, ma anche congiunti di militanti leghisti scomparsi, tutti riuniti ai piedi di un albero della vita appena piantato per ricordare i militanti scomparsi. 2 baguette, le corramuse bergamasche, suonano una commossa Amazing Grace, inno alla ritrovata grazia. È la prima Pontida con Salvini segretario a 20 giorni dalle europee. Occorre un raduno che suoni la carica. La gente c'è, il prato è pieno, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Il tema è: ne abbiamo passate tante, siamo ancora in piedi. Umberto Bossi, il vecchio capo, unico destinatario delle ovazioni, oltre a Salvini, lo dice in forma compiuta: una cosa in tanti anni l'abbiamo fatta, abbiamo dato ai nostri popoli una coscienza, quella almeno non potranno togliercela. La prima carica è di Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera. Non ci lasciano fare un referendum contro l'euro, dicono che la Costituzione non lo permette e allora il 25 maggio andiamo a votare, il nostro referendum sarà quello. Gianluca Buonanno, deputato eccentrico, si agita con una canna da pesca a cui è appesa una sagoma di pesce con la testa di Laura Boldrini. Ma intanto tocca a Roberto Calderoli, unico a toccare l'argomento difficile della legge elettorale. Ma quando mai un Senato fatto di sindaci, governatori e presidenti di provincia? Quelli hanno da lavorare duro, dice Calderoli. I senatori non si nominano, li elegge il popolo. Con un'aggiunta: se Renzi ci prova col semipresidenzialismo, davvero salta tutto. L'ex ministro parla con in mano una mezza banana. Ciascuno mangi la banana a casa sua. Tocca a un Roberto Maroni d'opposizione. Renzi aveva parlato del patto di stabilità come del patto di stupidità. Ora che è al governo, un governo carosello fatto solo di spot, se n'è dimenticato. Il governatore lombardo nomina Alfano, esplode una bordata di fischi. Salvini rincarerà. Se non è in grado di fare il ministro dell'interno, meglio che si dimetta. Ecco Bossi che tocca il paratone parlando della storia recente del Carroccio. Siamo abbastanza umili da sapere, ha detto Bossi, quando abbiamo sbagliato, e siamo abbastanza forti da saper recuperare. Ci sono state cose sbagliate, persone scelte superficialmente e persone messe fuori dal partito. Io penso che tutto rientrerà. Il finale è tutto del segretario, il Matteo giusto. La novità politica è l'accordo con Marine Le Pen e gli altri partiti anti-euro. Grazie a quell'accordo, dice Salvini, in Europa non saremo più in 30 ma in 200, perché è meglio essere chiamati populisti che fessi. Salvini cita Bobby Sands, l'indipendentista irlandese morto il 5 maggio dell'81 per uno sciopero della fame in carcere. Sono quelle le nostre radici. Poi a testa bassa sul lavoro, con una tirata gridata contro la riforma Fornero. Maledetta, ladra di lavoro, ladra di stipendi, ladra di futuro. La svolta, Salvini, include anche la discesa al sud. Contro l'euro, ha detto Salvini, noi siamo pronti a liberare la gente per bene che vive al sud, perché l'euro, la moneta della fame, ci sta ammazzando tutti. Infine Grillo: mi chiedono perché non facciamo battaglia insieme a loro. Semplice, è impossibile. Su uscita dall'euro e immigrazione clandestina, Grillo prende per il culo gli italiani. Dopo la fine del raduno, Salvini viene chiamato da Lucia Annunziata, che ha per ospite Berlusconi. Salvini ha molte ragioni, ma è un fatto avventuristico uscire dall'euro, dice Berlusconi. Il segretario leghista taglia corto: spiace che Berlusconi dia una mano a Renzi, dice Salvini. Questa è la cronaca del Corriere della Sera su Pontida. In primo piano però abbiamo quella clamorosa resa dello Stato, o meglio, dichiarazione di identità dello Stato italiano nel caso della partita di calcio. Scoppia il caso della trattativa col mafioso, col camorrista. Alfano dice che lo Stato non ha ceduto, ma la vedova Raciti parla di istituzioni sconfitte. La vedova Raciti è stata giustamente interpellata perché il tizio, il camorrista, il criminale con cui c'è stata la trattativa, aveva una maglietta con scritto Speziale libero. Speziale colui che ha ucciso Raciti, marito appunto della signora Raciti, che ha parlato di Stato sconfitto, istituzioni sconfitte. La madre invece del ferito dice: ho già perdonato. Riuscito l'intervento sul giovane napoletano, il questore aggiunge: il piano di sicurezza ha funzionato. Il leader della curva romanista che ha sparato, ricoverato in un luogo segreto per paura di ritorsioni. Ciro Esposito, 29enne di Scampia, lavora nell'autolavaggio a gestione familiare aperto dal padre che fa l'aiuto infermiere. Sabato pomeriggio
È con altri tifosi del Napoli quando l'ultra della Roma, Daniele De Santis, noto come Gastone, comincia a sparare. Ciro viene raggiunto da un proiettile alla schiena che si conficca nella quinta vertebra. Trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli. L'intervento si conclude ieri sera, i medici hanno detto che è andato bene. Il ragazzo è tornato in rianimazione, rischia comunque la paralisi. La madre dice perdono. Petardi, fuga e spari. Il romanista che ha sparato non era da solo. Il tizio De Santis, peraltro, era stato candidato in una lista vicina ad Alemanno. Gli investigatori parlano del gesto di un pazzo, ma si cercano altri 3 o 4 giovani protagonisti dell'agguato. Dopodiché Fiorenza Sarzanini racconta, sotto forma di retroscena sul Corriere della Sera, la mediazione, le condizioni e poi il capo ultra, il camorrista, ha garantito il controllo della sua curva. Prima di interrompere i lanci di petardi e bombe carta, gli ultras del Napoli hanno voluto sapere dalle forze dell'ordine se c'erano morti tra i tifosi, se c'erano stati incidenti tra napoletani e fiorentini e se c'erano stati scontri con la polizia con tifosi feriti. Intanto che le forze dell'ordine consultavano il questore di Roma, allo stadio gli ultras del Napoli hanno voluto confrontarsi con quelli della Fiorentina, che hanno lasciato la responsabilità della decisione agli azzurri. Siete voi che avete i feriti. Ascoltate le spiegazioni del capitano del Napoli su cosa è successo fuori dallo stadio. Il capo della curva del Napoli, Gennaro De Tommaso, conosciuto come Genny a Carogna, si volta verso i suoi e segnala che la partita si può giocare. Tocca ad Hamsik informare i tifosi. Le immagini del giocatore e della sua scorta diventano il simbolo del paese che si piega ai violenti, scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Il capo dei tifosi napoletani, Gennaro De Tommaso, Genny a Carogna, espulso dagli stadi, fu colui che alzò la Coppa Italia vinta dal Napoli nel 2012, citato da un pentito anche per gli scontri di Pianura. Il giorno dopo Genny a Carogna diventa un simbolo che fa impazzire la rete. C'è tutto dentro, il boss tatuato, il palestrato, l'uomo che non deve chiedere, l'uomo che non si cura della legge, a dispetto anche dei morti. Per Gennaro De Tommaso, Genny a Carogna, ieri qualcuno ha invocato una nomina a prefetto, senza scherzare, ed è esplosa la polemica per quella sua t-shirt nera che inneggiava alla liberazione dell'omicida del poliziotto Filippo Raciti. Sui social network si sono rincorse le variazioni ironiche dei gesti di quest'uomo che da capo degli ultra napoletani sabato si è trasformato in icona mediatica, scrive il Corriere della Sera. Chi li ha visti in diretta li ha stampati nella mente come un flash i fotogrammi di quello scambio di parole tra Hamsik e la Carogna, Genny a Carogna, e poi quel pollice alzato in segno di via libera alla partita di Coppa Italia, come se davvero anche la nostra polizia stesse aspettando un gesto di Genny a Carogna per decidere che fare. Chi non li ha visti in diretta li ha rivisti per forza ovunque quei fotogrammi e poi quella faccia di Genny al quale è bastato un segnale impercettibile per far tacere tutta la sua curva in trasferta all'Olimpico quasi fosse una specie di direttore d'orchestra. Napoletano di Forcella da generazioni, cresce sotto lo stesso tetto di papà Ciro ed è da lui che erediterà quel nomignolo che non lo abbandonerà più. È papà che viene chiamato Ciro a Carogna. Genny ci deve fare i conti, come fosse un cognome. È papà Ciro che le sentenze della magistratura dicono affiliato al clan dei Misso, Camorra Doc. Per lui invece la fedina penale comincia da un arresto per droga, poi la citazione negli scontri a Pianura per l'emergenza rifiuti 2008, 40 arresti. È un pentito che tira in ballo il tifo organizzato in quegli scontri, perciò il nome di Gennaro finisce in quelle carte in cui si organizzano attacchi alla polizia e violenze. Cresce a Forcella il giovane Gennaro, impara le regole della strada e degli stadi. Una vera passione per gli stadi. Genny capo dei Mastiffs, uno dei gruppi organizzati più importanti della curva del Napoli, la più violenta e aggressiva, quella dove Genny trova spazio e il tempo per nuotare come un pesce nell'acquario. Non ci si diventa per caso capo di un gruppo come i Mastiffs, tifosi che non esitano a scontrarsi con gli hooligan a Londra, come con i tifosi nostrani, sempre con la stessa violenza. Gennaro De Tommaso ci è arrivato attraversando quasi indenne ben 2 DASPO, che fuori dal gergo sportivo sono i divieti dati dalle forze dell'ordine di frequentare lo stadio. Sono punizioni date a chi negli stadi non si comporta bene, per usare un eufemismo. Genny a Carogna ha avuto il suo battesimo di DASPO nel 2001 dal questore di Napoli, il secondo nel 2008 a Siena. Avrebbe dovuto durare ben 5 anni questo secondo divieto a frequentare gli stadi. Ma nel 2012
Jenny non ha esitato a farsi immortalare sul campo dell'Olimpico con la Coppa Italia fra le mani. L'aria di chi ancora una volta ha avuto la meglio sulla legge. Aveva avuto 2 anni di sconto per la sua pena. Aveva avuto un'altra consacrazione a una leadership ormai indiscussa. Poi c'è l'altro ritratto di Daniele De Santis, noto tra i tifosi col soprannome di Gastone. È l'ultra della Roma, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio dopo aver sparato a un sostenitore del Napoli prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Militanza a destra, arti marziali e la Roma. Agli amici della Curva Sud diceva le armi da vigliacchi. De Santis, dicono i tifosi, non veniva più alle partite. Così il Corriere della Sera. La decisione di Renzi di non lasciare il campo a chi non rispetta la legge, ha detto il Premier, gli attacchi di Forza Italia e Grillo per essere rimasto sugli spalti, insieme alle altre cosiddette autorità. Vediamo poi gli altri argomenti rapidamente dal primo piano del Corriere della Sera. C'è un'intervista al prefetto di Lodi Antonio Corona sulla questione della revisione delle prefetture e lo spettro dei tagli. Noi siamo lo Stato, altro che burocrati. Sull'abolizione del prefetto, ricordo, uno dei quesiti per i quali la Lega Nord sta raccogliendo le firme. Gli altri 5 quesiti riguardano la legge Fornero, i concorsi pubblici per gli immigrati e poi, vi ricordo, la legalizzazione della prostituzione. E vi ricordo anche il sito, naturalmente, sul quale potete avere la documentazione su tutti i quesiti. Il sito è bieneafirmare.org e il numero di telefono al quale chiamare 0266 234 234. Naturalmente la raccolta firme prosegue. Noi siamo lo Stato, altro che burocrati, dice il prefetto di Lodi, intervistato dal Corriere della Sera. Intanto, sempre dal Corriere della Sera, il momento eroico di Berlusconi, alle europee supereremo il 25%, dice Silvio Berlusconi, intervistato ieri da Lucia Annunziata su Rai 3, è una fase difficile ma non sono depresso. Diventerò padre della patria e la sinistra vuole una patrimoniale da 400 miliardi. Dopodiché Berlusconi è rimasto anche durante il collegamento di Lucia Annunziata con Matteo Salvini, poi magari risentiamo la parte di intervista in questione. Intanto, sempre dal Corriere della Sera in primo piano, da segnalare a pagina 12 e 13 il barometro delle misure del governo Renzi, un percorso a ostacoli sul lavoro, ritardi sui tagli di spesa, insomma tanti annunci e ancora relativamente molto pochi fatti, dice anche il Corriere della Sera. E le parole del ministro dell'economia Padoan sul pareggio di bilancio al 2016: credo che l'Europa ci dirà di sì, ci concederà di rinviare il pareggio di bilancio al 2016. I dubbi del Senato sulle coperture economiche alle varie promesse renziane non sono solidi, secondo il ministro dell'economia Padoan. E sempre dal Corriere della Sera, intanto i filorussi preparano il bis della Crimea, siamo alla pagina degli esteri. Il nostro referendum lo paga Mosca, stampate 3 milioni di schede mentre Kiev rafforza l'offensiva per impedire il referendum. Si va verso il voto dell'11 maggio nell'est dell'Ucraina. A Odessa, nel sud-est del paese, qualche migliaio di militanti pro-russi ha assediato il comando di polizia chiedendo e ottenendo il rilascio di una trentina di attivisti arrestati venerdì dopo gli scontri e l'incendio che hanno provocato 46 morti. Intanto a nord di Donetsk continua l'offensiva dell'esercito ucraino tra Sloviansk, Kramatorsk e Kostantinovka. I filorussi oppongono una dura resistenza, scrive il Corriere della Sera. Per la cronaca invece italiana, in primo piano le Marche e l'alluvione, vittime e soccorsi, siamo feriti ma ce la faremo a Senigallia, titola il Corriere, dolore e solidarietà, luce e telefoni a singhiozzo, scuole chiuse per 2 giorni, Renzi in città promette sarà pronta per la stagione turistica, carichi di viveri e medicine agli anziani delle frazioni più isolate. È stato un disastro. Ora preoccupano le frane, ci sono stati esempi di grande coraggio, scrive il Corriere della Sera a proposito dell'alluvione nelle Marche. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera e diamo peraltro un'occhiata anche rapida alla cronaca milanese.
cronaca milanese che si apre con la nascita di un giardino in Piazza Duomo. È prevista per oggi l'inizio dei lavori per il progetto di orti e piante in vista dell'Expo. Piantare per la prima volta nella storia del sagrato del Duomo di Milano alberi e orti. È ciò che accadrà oggi. Da stamani per la prima volta in piazza ci saranno alberi, 2 piccoli boschetti di carpini ai lati della piazza. Gli alberi saranno di media grandezza con un'altezza che non supererà i 3-4 metri. La grande aiuola centrale verrà sistemata con una sequenza di orti su vari livelli. E poi ancora dal primo piano del Corriere della Sera, in cronaca di Milano e Lombardia, la rappresentante delle Nazioni Unite dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, Carlotta Sami, sul continuo afflusso di immigrati alla centrale di Milano. A dormire ci sono rimaste solo poche decine di persone, ma continuano gli arrivi dei cosiddetti profughi alla centrale di Milano. Manca un piano, una regia forte e succede che i siriani in fuga dalla guerra si ammassino a dormire in centrale. Poi siano profughi e siriani è tutto da verificare. Ad ogni modo bisogna, dice l'Alto Commissario per i Rifugiati dell'ONU Carlotta Sami, bisogna pianificare una buona accoglienza. È opportuno anche per riportare l'attenzione sulla protezione. Il Comune accusa Roma, lo sforzo del Viminale c'è, ma non basta, dice il Comune di Milano. Infine, sempre per la cronaca milanese, un 20enne che si spacciava per educatore è stato arrestato ieri in largo Marinai d'Italia dopo l'allarme lanciato da alcune mamme che l'hanno visto nascondersi dietro una siepe con una bambina. Aveva precedenti per abusi sui minori. E sempre dal primo piano del Corriere si torna alla Lega con il segretario federale Salvini che attacca Maiorino. Si dovrebbe dimettere. Maiorino è un cretino, si dimetta. Così il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini ieri da Pontida ha replicato all'assessore alle politiche sociali della giunta Pisapia, Maiorino del PD, che il giorno prima aveva accusato Salvini di voler cavalcare la vicenda immigrati. Matteo Salvini è veramente un infame, aveva detto Maiorino. Si è fatto un giretto elettorale in stazione e si è accorto dei siriani e chiede cosa fa il comune. Lui, ecco gente così, stia zitta. Chiediamo allo Stato di esistere e ai leghisti di tacere, ha detto Maiorino. Poveretto, è stata la risposta di Matteo Salvini. Se non è capace di fare l'assessore, non deve insultare nessuno, ma semplicemente dimettersi. Se mi dà dell'infame per quello che ho fatto, la visita in stazione centrale, è un cretino, ha detto Salvini. Controreplica dell'assessore Maiorino: sapere che Salvini mi dà del cretino e che la folla della Lega applaude, per me è motivo di soddisfazione. Su Facebook aggiunge: preferisco i bambini siriani alle belve di Pontida. A proposito di Pontida, il Corriere si occupa anche dell'autodeterminazione della Lombardia e della rabbia da urlare forte al ministro dell'Interno Alfano per i troppi clandestini in transito da Milano e dalla Lombardia. Le parole di Roberto Maroni in versione Pontida, scrive il Corriere della Sera. Il presidente della regione Lombardia Maroni dal palco di Pontida ha scelto i toni duri. Anche noi in Lombardia, ha annunciato Maroni, faremo un referendum per l'autodeterminazione e lo faremo presto con i fratelli del Veneto. La strada scelta da Maroni e dall'amministrazione leghista rimane però quella di sempre, quella che il governatore spiega da settimane. La soluzione a tutti i nostri problemi è fare della Lombardia una regione a statuto speciale. È questa la via e al di là dei toni incendiari questa rimarrà. Niente secessione, la via è quella costituzionale dell'autonomismo regionale. La prima tappa del cammino è il referendum consultivo per chiedere ai lombardi se vogliono diventare la 6ª regione speciale del paese. In questo modo potremo trattenere il 100% di tasse sul nostro territorio, dice Maroni, e diventeremo qualcosa di non molto diverso dal 29° Stato d'Europa. La via dolce all'autonomismo ha un calendario già tracciato, nella speranza che gli alleati più riottosi, in particolare il nuovo centrodestra di Alfano, non si mettano di traverso. Sfumata la possibilità di allegare la consultazione popolare alle europee del 25 maggio, rimangono 2 date, il 9 novembre o il 18 settembre, le 2 date dei referendum indipendentisti di Catalogna e Scozia. Maroni ha toccato le corde dei cuori padani con altri 2 affondi. Oggi incontrerà il ministro Alfano a Milano e gli dirò chiaramente, ha detto Maroni, quello che penso sui clandestini. Non si fa così, non si mandano da noi i clandestini per poi fregarsene.
Il popolo leghista ha risposto con bordate di fischi contro il ministro dell'interno Alfano e un boato in favore del governatore Maroni. La questione della residenza, infine, altra storica crociata. Prima i lombardi, poi, se c'è posto, gli altri. L'amministrazione a guida leghista ci sta provando. Finalmente non discriminiamo chi non è lombardo rispetto a chi è lombardo, ha detto Maroni, riferendosi alle iniziative per elevare da 5 a 10 anni il requisito minimo di permanenza sul suolo lombardo per accedere al welfare regionale. Quella di ieri è stata anche la prima Pontida da leader per il milanese Matteo Salvini, scrive il Corriere della Sera in cronaca di Milano. Il successore di Bossi e Maroni da tempo accarezza l'idea di candidarsi a sindaco della sua città nel 2016. A Milano con Pisapia faremo i conti tra un paio d'anni. Il bellicoso cinguettio di metà pomeriggio del segretario leghista. E infine lasciamo il Corriere della Sera con un'ultima segnalazione, un articolo di Michele Focarete sulla Fiera dell'Est a Cascina Gobba, il punto di ritrovo per chi arriva da Romania e Ucraina, terminal dell'autobus abusivi e degrado. Alla Fiera dell'Est è tutto fuori legge, scrive il Corriere della Sera. Zingari che vendono formaggi e prosciutti rubati ai supermercati, un pezzo di grana padano con etichetta regolare e prezzo di 9 euro venduto a 4, occhiali taroccati, profumi falsi, ma anche scarpe usate in bella mostra sui cordoli dei marciapiedi, a far da cornice a magliette e giubbini sdruciti appesi a reti metalliche e rami d'alberi, e nessuno scontrino ovviamente. Ci sono anche 7 parrucchieri a cielo aperto, tutti ucraini e moldavi, che tagliano i capelli per 5 euro, ma anche carpe e pesci siluro enormi, pescati di frodo con le reti nei fiumi e qui venduti. Uno spaccato di degrado senza regole che fa sembrare Cascina Gobba terra di nessuno. Unici controlli nerboruti bodyguard albanesi con pettorina security che presidiano il parcheggio dei pullman e delle auto e proibiscono di far foto e di volantinare. Un popolo variegato che neanche il diluvio di sabato ha fermato, così come non li avevano intimoriti i recenti blitz della polizia locale. Loro sono sempre lì puntuali, ogni sabato fino a tardo pomeriggio e domenica fino a mezzogiorno, a ridosso della fermata della metropolitana di Cascina Gobba, dove si spedisce di tutto e si compra di più. Qui dove vive una città nella città, a molti sconosciuta, si trova la Posta Express organizzata da Oliev e soci, ma anche i semi di girasole da sgranocchiare o la bottiglia di Moskovskaya da scolare insieme. Lasciamo la cronaca milanese del Corriere della Sera, un'occhiata al citato Maiorino la diamo anche dalla cronaca milanese di Repubblica. Governo assente, noi lasciati soli come Lampedusa, dice l'assessore Maiorino che si appella a Renzi sulla questione degli immigrati a Milano. Per i profughi siriani, dice Maiorino, serve una rete di accoglienza. A parte le speculazioni della Lega, c'è la questione del semestre europeo. Degli arrivi in centrale che continuano si occupa anche Il Giornale, nella cronaca di Milano. Maroni respinge Alfano, dei profughi se ne frega, dice Maroni. Oggi la resa dei conti, incontrerò il ministro Alfano, ha detto ieri a Pontida Roberto Maroni, con una bordata di fischi ad Alfano proveniente dal Pratone, e gli dirò chiaramente quel che penso sui clandestini, ha annunciato Maroni. Non si fa così, non si mandano da noi i clandestini per poi fregarsene. Parole dure, scrive Il Giornale, proprio mentre i siriani, accampati in stazione centrale, diventano un caso politico, col segretario della Lega Salvini, che chiede le dimissioni dell'assessore della giunta Pisapia, Pierfrancesco Maiorino, che gli aveva dato dell'infame a Salvini dopo la denuncia dei bivacchi dei profughi siriani. Siano profughi che siano siriani, appunto, è tutto da accertare, mentre Il Giornale ricorda anche oltre 1000 comuni che vanno al voto in Lombardia il 25 maggio, 71 nella provincia di Milano, 3 capoluoghi importanti in palio, Bergamo, Pavia e Cremona, dove i sindaci uscenti di centrodestra si preparano a una sfida all'ultimo voto, scrive Il Giornale. Repubblica, come dicevamo, è l'unico quotidiano che in pratica non si occupa di Pontida, ma in prima pagina mette intanto il commento di Roberto Saviano sullo Stato italiano nel pallone salvato da Gomorra, dalla Camorra. Genny a Carogna, è lui che ha evitato una vera rivolta dopo la sparatoria fuori dall'Olimpico.
C'è tutta una parte di società civile e di istituzioni, scrive Saviano su Repubblica in prima pagina, che è stata letteralmente salvata dalle decisioni di Genny a Carogna, perché la diffusione delle notizie avrebbe potuto fare insorgere la tifoseria, mettendo a ferro e fuoco una Roma impreparata. Il questore di Roma Massimo Mazza dice che non c'è stata trattativa con questo bel soggetto. È ovvio che formalmente non è stato chiesto a Genny a Carogna se svolgere o meno la partita, ma che semplicemente è stato accordato al capitano del Napoli, Hamsik, il permesso di informare la curva del Napoli sulla situazione del tifoso ferito, visto che giravano voci che fosse morto. E dover avvertire un capo ultras del calibro di Genny a Carogna non è trattare? Sempre sullo stesso tema, poi l'altro articolo, l'inchiesta per la verità sui 10 padroni delle curve d'Italia, firma di Paolo Berizzi e Fabio Tonacci, sempre in prima pagina su Repubblica. I 10 capi ultras, padroni degli stadi, tra camorra, affari e politica. Ognuno governa la sua curva e il suo territorio con le ferree regole non scritte che prevedono botte, minacce e complicità. Da Napoli a Roma a Catania, mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica la questione Alitalia, una nuova compagnia da 1 miliardo di euro, ma con Etihad, nuovi padroni degli Emirati Arabi, Alitalia avrà meno rotte brevi, nessuna bad company, domani l'incontro per decidere su Alitalia. Il piano che verrà presentato domani, meno rotte a breve raggio, possibile maggior impegno dei francesi di Air France. In prima pagina su Repubblica, poi Nicolas Christophe ricorda la battaglia di Malala, l'eroina anti-talebana, che ha posto il problema delle ragazze, 300, a quanto pare anche di più, rapite in Nigeria dagli estremisti islamici. Aiutiamo Malala a liberare le 300 ragazze rapite in Nigeria, l'ultimo orrore terrorista del gruppo Boko Haram, gruppo islamico, che significa l'educazione occidentale è peccato. E su questo si sofferma appunto Nicolas Christophe, New York Times, tradotto da Repubblica. Riportate a casa le ragazze rapite, l'ira della Nigeria diventa globale. Su Twitter dilagano gli appelli del mondo, scrive l'editorialista del New York Times, per le studentesse catturate dagli islamisti. 276 adolescenti cristiane e musulmane sarebbero state vendute come mogli, cioè a scopo sessuale, a jihadisti. I genitori chiedono agli Stati Uniti e alle Nazioni Unite di intervenire, schiavizzate solo perché andavano a scuola. E come si sa, l'istruzione, andare a scuola, è peccato perché fa parte dell'educazione occidentale, secondo il credo del gruppo islamico. Di Lega su Repubblica ne troviamo a pagina 7 con l'intervista a Roberto Calderoli sulla questione delle riforme istituzionali. Calderoli è correlatore del testo della riforma del Senato. Berlusconi ha detto che senza il presidenzialismo la riforma è un castello di carte destinato a crollare. Per me il presidenzialismo non è tabù, dice Roberto Calderoli a Repubblica, non mi crea problemi parlarne, semmai li crea al Partito Democratico, ma sono un pragmatico, a me interessa portare a casa le riforme, se il presidenzialismo diventasse una pregiudiziale per qualcuno, mettiamolo da parte, preferisco portare a casa quel pezzo di riforma che si può fare. A suo tempo avevamo votato un testo che non escludeva il presidenzialismo, si tratta di mettersi d'accordo, introdurre il premierato, il cancellierato o il vero presidenzialismo, ma il problema non è questo. Lei è così sicuro, dice Calderoli all'intervistatore, che Berlusconi e Renzi non ne abbiano parlato nel patto del Nazareno? Ne sarei molto sorpreso. Berlusconi è da sempre un sostenitore del presidenzialismo, nessuno ha mai visto il testo di quel patto fra i due, Renzi-Berlusconi, anzi sarei curioso di poterlo leggere. Tutti ne parlano, ma nessuno l'ha mai visto e a quel confronto hanno partecipato solo loro due. Posso capire Berlusconi, visto che si cambia sul ruolo del Senato, che non voterà più la fiducia, perché non mettere sul piatto anche il presidenzialismo? Ma non sarò io a fare questa proposta, dice Calderoli, anche se non nego che ce ne sarebbe bisogno. Basterebbe pensare a quanto è avvenuto durante l'ultima elezione del capo dello Stato, ai franchi tiratori che hanno portato a dover rieleggere Napolitano. Se si cambia la forma di Stato, non vedo perché non si possa cambiare anche quella del governo, altrimenti il rischio è che la riforma sia monca.
Quanto alla proposta di Berlusconi sul presidenzialismo, può essere la buccia di banana su cui scivola tutta la riforma. Non dimentichiamoci, conclude Calderoli, che nella scorsa legislatura saltò tutto proprio quando qualcuno propose di discutere di presidenzialismo. Segnalo poi rapidamente da Repubblica, a pagina 11, un'altra intervista all'amministratore delegato del gruppo Prada, il gruppo della moda, Bertelli. È giusto redistribuire i soldi, ma non ha senso accusare i ricchi. L'amministratore del gruppo Prada invita a non demonizzare chi in Italia sta creando ricchezza e polemizza con la ricerca del Censis, che segnala che il patrimonio dei 10 più ricchi è pari a quello di 500.000 di famiglie operaie. L'amministratore del gruppo Prada è 8° nella classifica di Forbes degli italiani con il maggior patrimonio. Pagina 14 invece di Repubblica c'è l'inchiesta di Alberto D'Argenio e Fabio Tonacci sulle infrazioni europee dell'Italia, Italia maglia nera, sulle infrazioni alle leggi e ai regolamenti europei. 250.000 euro di multa al giorno per le discariche irregolari. Ambiente, appalti e giustizia, ben 114 le procedure dell'Unione Europea contro l'Italia. Un'emergenza che ci costa centinaia di milioni di euro, scrive Repubblica, che poi si occupa anche della battaglia di Odessa, la folla all'assalto della polizia in Ucraina. Qui comandano i russi, tensione dopo il rogo che ha provocato 40 morti a Kramatorsk, l'esercito di Kiev riconquista la città. E sempre da Repubblica, a pagina 20 invece si torna alle cose italiane con il pezzo di Alessandra Ziniti da Palermo. Noi tutti i giorni una minaccia, si parla di sindaci, eroi normali d'Italia, li definisce Repubblica sulla base di un dato. Sono 351 gli atti intimidatori contro amministratori pubblici nell'ultimo anno, più 66% dal 2010. Il primato è della Puglia, seguita da Sicilia e Calabria, e molti amministratori locali finiscono sotto scorta. Al sud, scrive Repubblica, è forte il condizionamento dei clan mafiosi, ma incidono anche i gesti di persone disperate che sfogano la rabbia sui propri rappresentanti. E poi ancora Repubblica si occupa in pagina di cronaca italiana della rivoluzione delle botteghe aperte 24 ore su 24 grazie specialmente agli immigrati. La spesa 24 ore su 24, i piccoli negozi riconquistano clienti, le famiglie non riempiono più il frigo, rinunciano alle scorte, l'obiettivo è evitare sprechi e risparmiare anche i centesimi. Frutta, verdura, detersivi a prezzi bassi e a domicilio. Sempre più micronegozi gestiti da immigrati provano a sfidare la grande distribuzione, scrive Repubblica. Che lasciamo per andare alla prima pagina della Stampa. L'apertura è su un colloquio con Matteo Renzi dopo la follia dell'Olimpico, scrive la Stampa. Stadi, basta impunità, è il messaggio di Renzi. Siamo pronti a rompere con un certo tifo organizzato. Il colloquio con il Premier è firmato da Michele Brambilla. Finito il campionato, al lavoro per riportare le famiglie alle partite, annuncia il presidente Renzi. Da lì riparte la convivenza civile, ci vorranno educazione e coercizione. Della serata di sabato non voglio parlare, dice Renzi alla Stampa. C'è un ragazzo che sta male, non mi interessa prendere voti così. In un paese civile, uno con una maglietta come quella di Genny, il famoso Genny a Carogna, non sta in curva, sta in galera, ha detto Renzi. Ce l'hanno fatta in Inghilterra, negli Stati Uniti si perde col sorriso. Perché noi non dovremmo farcela? I bambini sono amareggiati dai fischi all'inno d'Italia, che per loro è una cosa sacra, una cosa bella. È stato fischiato dall'inizio alla fine e dopo la fine l'inno d'Italia. A Genny si dirà: signor Carogna, facciamo insieme una legge sulla violenza negli stadi. È invece il commento di Beppe Grillo. Roma non c'entra coi fatti di sabato, è una città accogliente e va rispettata. Sono invece le parole del capitano della Roma, Francesco Totti. Così la Stampa a pagina 3. In primo piano poi sulla Stampa il commento di Gianni Riotta: le zone franche dove lo Stato italiano non comanda. Poi abbiamo Berlusconi che annuncia Forza Italia può arrivare al 25%, la sinistra vuole la patrimoniale, io sarò padre della patria, e la figlia Marina, dice Berlusconi, ha le qualità del leader. C'è anche in prima pagina sulla Stampa la Juventus che fa festa senza scendere in campo, arriva il tricolore per i bianconeri.
terzo di fila non accadeva dagli anni 30. E poi ancora il caso delle famiglie gay, serve una legge per i nostri figli, titola La Stampa di Torino in prima pagina, 2 mamme o 2 papà. I bambini delle cosiddette famiglie arcobaleno sanno che conta l'amore e non l'identità sessuale dei propri genitori, i quali, per essere tutelati, chiedono una legge per poter adottare il figlio biologico del partner. E poi c'è naturalmente in prima pagina, naturalmente mica tanto perché non tutti lo mettono in prima pagina, la Repubblica nemmeno se ne occupa. La Stampa invece mette in prima pagina questo titolo: Salvini conquista il popolo di Pontida, il raduno della Lega. In 7.000, scrive La Stampa, per il suo debutto da segretario, è il Matteo giusto e lui, il Premier, sa solo twittare. A pagina 9 della Stampa il reportage di Alberto Mattioli, inviato a Pontida, il mattatore Matteo Salvini al debutto come segretario federale. Se Salvini è uno dei pochi politici, scrive l'inviato della Stampa, a dare l'impressione di credere a quel che dice, lo dice però con un linguaggio colorito e grande sfoggio di quella simpatica paroletta tuttofare di 5 lettere che comincia per C e comprende un paio di Z. Oppure con milanesismi retro come Vacia Pairat, attività che consiglia a un cronista di cui non apprezza le cronache. L'effetto sui 7.000 nel Pratone è orgasmico. Eppure sul palco brillano per la loro assenza le parole Nord e Padania, scrive Mattioli. Benché la platea invochi la secessione, come da rituale, il Vangelo secondo Matteo per la Domenica delle Europee è tutta una variazione sulle malefatte dell'Unione Europea, dall'euro all'immigrazione selvaggia. Ce n'è per tutti, lo Stato italiano e Bruxelles che ci hanno rubato il sorriso, maledetta Fornero, ladra di stipendi e ladra di futuro, e Matteo, l'altro, Renzi, che twitta dalla mattina alla sera ma poi non fa un tubo. Preferisco tassare la prostituzione che la prima casa, ha detto ancora Salvini. Alfano è uno che quando si guarda allo specchio non si riconosce nemmeno. Sulla discussa alleanza anti-euro con Madame Le Pen, risposta lapidaria di Salvini: se dire stop all'euro e all'immigrazione è populista, ebbene io sono populista, meglio populista che fesso. I secessionisti inquisiti in Veneto, forza con i bambini padani e i loro genitori, che sono mamma e papà e non genitore 1 e genitore 2, e l'albero della vita in memoria dei leghisti defunti al suono delle cornamuse lombarde. Gli altri big sono meno incisivi, scrive Alberto Mattioli su La Stampa di Torino. Salvini è maroniano, però Bobo è la Lega di governo, Matteo quella di lotta. Comunque anche Maroni spara la sua bombetta e annuncia che la Lombardia seguirà il Veneto sulla strada del referendum per l'autodeterminazione. Cota è puntiglioso, Zaia concreto. Il vecchio Bossi ammette che sotto la sua gestione ci sono state cose sbagliate, però non dice quali. Lo applaudono, ma il Senatur sembra spuntare da un'altra epoca. Intorno il folklore padano è quello di sempre. Salamelle, Soli delle Alpi, Elmi con le corna, ciclisti padani, leghisti romagnoli che fanno piadine squisite, 5 euro senza scontrino, scrive il cronista della Stampa, magliette con scritte tipo Barbaro sognante o più vermentino meno clandestino, l'onorevole Buonanno con la canna da pesca è attaccato all'amo un pesce di carta con la faccia della Boldrini, i cartelli contro il patto di stupidità, la signora Clara di Ravenna con l'ombrellone tutto ricoperto di strass verde, le mezze banconote da 80 fiorenzi e mezzo Merkel. L'associazione Lombardia-Russia. Però stavolta la Lega si gioca molto perché corre da sola, senza alleati, contro tutto e soprattutto contro tutti. Alle europee del resto non c'è mai stata l'alleanza, quindi non è un particolare decisivo, quello raccontato dal cronista è neanche significativo. Su antipolitica e anti-euro c'è già Grillo. Salvini ostenta ottimismo, annuncia il suo sbarco in Sicilia contro quelli degli immigrati e promette milioni di voti. Poi a quattro occhi, da quel simpatico che è, non si sottrae. Fra Renzi e Berlusconi chi è peggio? Alla fine Renzi, almeno Berlusconi è presidente del Milan. Fra Renzi e Grillo, tutto sommato ancora Renzi. Sulle t-shirt lombarde sta scritto: il Matteo giusto lo abbiamo noi. Stamani poi riascolteremo passaggi principali, come al solito, del raduno di Pontida, come al solito all'indomani dei raduni e degli appuntamenti più importanti, ovviamente in primis quello di Pontida. Mentre sempre dalla Stampa, di Torino, tornando brevemente al calcio, alla carogna e allo Stato italiano, dalle curve di neri e rossi agli ultra in affari con la malavita,
Fino a qualche anno fa gli scontri avvenivano per motivazioni politiche, oggi le frange estreme si contendono il business illegale legato alle partite. Tra le principali fonti di guadagno, lo spaccio e il bagarinaggio. Mentre il capo romanista, il supporter della Roma che ha sparato, Daniele De Santis, detto Gastone, arriva dall'estrema destra, scrive La Stampa. Nel 2008 si candidò nel Popolo della Vita per Alemanno. Quell'altro invece, il napoletano, quello con la maglietta nera con scritto Speziale Libero, l'assassino di Raciti Libero, colui con quale alla fine si è trattato, ha una carriera all'ombra della camorra. Il padre del tifoso del Napoli sarebbe affiliato a un clan, scrive La Stampa. Secondo la magistratura che l'ha condannato è affiliato, non sarebbe stato condannato per quello. Mentre sempre dalla Stampa il costo dei violenti agli stadi, 45 milioni di euro all'anno. Ogni domenica 6.000 uomini della polizia impegnati per l'ordine pubblico negli stadi, ma all'estero pagano le società sportive. Il sindacato di polizia Consap dice che gli agenti hanno un'età media di 40-50 anni e devono fronteggiare anche teppisti più giovani. La Stampa intervista poi la moglie dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, ucciso allo stadio di Catania, la signora Marisa Grasso. Per me una notte insonne e lo Stato era impotente, offesa dalla maglietta esibita all'Olimpico. Non ho dormito tutta la notte e vedere quelle immagini in TV di quel tizio con quella maglietta addosso mi ha fatto male, dice Marisa Grasso, vedova dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, morto nel 2007 durante gli scontri pre-derby a Catania per la partita tra Catania e Palermo. Per quella morte la verità processuale dice che ci sono due responsabili, due ultras del Catania, Daniele Natale Micale e Antonino Speziale, quest'ultimo all'epoca minorenne, condannati per omicidio preterintenzionale a 11 anni il primo, a 8 anni il secondo, per avergli scagliato addosso un sottolavello in acciaio sradicato dai bagni sotto la curva nord dello stadio. Una tesi da sempre respinta dai legali di Speziale, che hanno più volte chiesto, senza ottenerla, la revisione del processo, sostenendo che il poliziotto morì a causa dell'urto con lo sportello di un defender della polizia. Per me c'è una sola verità, dice la signora Grasso, quella dei processi, e quel ragazzo ha ucciso mio marito. Vedere che c'è chi inneggia a lui mi indigna, mi offende, mi addolora, mi amareggia. Sono amareggiata per come la violenza la faccia ancora da padrona negli stadi e per come la speranza di un cambiamento resti sempre difficile. Così la signora vedova di Filippo Raciti, Marisa Grasso. E sempre dalla Stampa di Torino, cambiando completamente argomento, c'è la sesta puntata dell'inchiesta di Francesca Paci sul futuro dell'Unione Europea dal punto di vista dei giovani, della generazione Erasmus. Questa volta si fa tappa a Londra che allontana Bruxelles. Con l'Unione Europea affari, ma non politica. La crisi è alle spalle e i giovani britannici raccolgono lo storico scetticismo dei padri. Sì ai viaggi in Europa, ma no alla moneta unica. Crescono gli indipendentisti dello UKIP, del partito di Nigel Farage, oggi intervistato da Il Giornale, come vedremo dopo, facendo campagna contro romeni e polacchi. Veleno anti-immigrati, scrive La Stampa. 42% si sente dell'Unione Europea, ma no all'euro, dicono i ragazzi britannici. Infine, sempre dalla Stampa di Torino di oggi, dalla pagina economica, due notizie. La prima riguarda Fiat Chrysler, un piano da 6 milioni di auto. Marchionne domani illustra la strategia per i prossimi 5 anni, nuovi modelli, investimenti globali, mentre il ministro dell'economia Padoan ha detto che la produzione Fiat in Italia continua ed è una storia di successo, ha detto Padoan. Poi c'è la questione delle tasse. Sui conti correnti ci si salva con gli sconti delle banche e i BTP, ma c'è una mini stangata per le famiglie, 20 euro di imposte per un deposito di 10.000 euro. Arrivano 80 euro al mese in più per 10 milioni di italiani, ma anche più tasse sui risparmi, a partire dagli interessi, pochi, che maturano sui conti correnti. Dal 1 luglio salirà la tassazione su numerosi strumenti di risparmio, eccettuati i titoli di Stato praticamente tutti, compresi conti correnti e depositi postali. L'aliquota passa dal 20 al 26%. Lasciamo La Stampa per andare alla prima pagina del giornale. L'apertura del giornale: ostaggio del branco, la resa dello Stato, dai teppisti da stadio ai no-TAV, dai black bloc ai picchiatori del web.
Comanda chi sfascia di più. Alfano nega la trattativa con gli ultra, ma si è visto in Eurovisione, sottolinea il giornale. Sempre dal primo piano del giornale il commento di Vittorio Feltri sulle elezioni del 25 maggio, ma che Bruxelles il voto è sul governo, scrive Feltri, ma che Europa sarà un voto sul governo. Per la verità però è la prima volta forse che di Europa si discute veramente, anche a partire dall'impulso politico dato dalla Lega sul tema euro, moneta unica Europa. Sempre dal primo piano del giornale, poi andiamo in pubblicità, va segnalata la rubrica La zuppa di Porro del vice direttore Nicola Porro sugli agnelli che pagano meno delle casalinghe, gli agnelli con la A maiuscola. La tassazione sulle rendite finanziarie, scrive Porro, in realtà è una tassa bella e buona sul risparmio e colpisce più il signor Rossi del signor Agnelli. I poveri più tartassati dei ricchi per l'aliquota della quale parlavamo poco fa del 26% sui dividendi, che peserà sui piccoli risparmiatori, tassati anche conti correnti e depositi postali. Quell'aliquota lì, fiscale, aumentata dal governo Renzi su conti correnti, depositi postali e tutte le forme di risparmio tranne i titoli di Stato, quell'aliquota lì rincarata costa di più al signor Rossi che agli Agnelli. Sotto torchio anche le casse previdenziali caleranno le pensioni. A pagina 10 del giornale poi c'è il resoconto da Pontida a firma di Stefano Zurlo, dopo pubblicità e previsioni del tempo.
con Stefano Zurlo, il resoconto da Pontida, basta euro e fuori i clandestini, titola il giornale riassumendo. Salvini torna a scaldare la Lega, al primo raduno da leader il segretario punta sull'anti-europeismo e attacca Alfano, deve dimettersi, la base applaude e rispolvera lo slogan di sempre, secessione, via dall'euro, addio a Roma, basta con l'operazione Mare Nostrum. Alfano dimettiti, grida Matteo Salvini, sul sacro pratone di Pontida c'è folla che da queste parti non si vedeva da anni. L'impressione, scrive l'inviato del giornale, è che la nuova Lega, la Lega di opposizione dura e pura contro Roma, contro Bruxelles, stia recuperando parte dei voti smarriti fra scandali e logoramento politico. I big si alternano sul palco, il filo conduttore non cambia, picchiano come fabbri contro il governo, contro l'Europa, contro il Sud che sperpera, contro la Fornero, la legge Fornero, e soprattutto contro Alfano, e le braccia aperte verso i clandestini. Danno 10 euro ai nostri disabili, attacca Salvini, e ne danno 40 a chi sbarcherà domattina. Dobbiamo smetterla con questa cazzata del Mare Nostrum che serve solo ad aiutare gli scafisti. Non è che il problema si risolve mettendo i clandestini su treni e aerei verso il nord. Ditemi se è di centrodestra un ministro così. Alfano non si riconosce neanche se si guarda allo specchio. Angelino dimettiti. Grida secessione, secessione, e mi spiace, afferma Bobo Maroni, ma noi dobbiamo dare il lavoro ai nostri, ai lombardi. Non c'è spazio per gli altri. I clandestini che spacciano, rubano, uccidono, dice Salvini. A Radio Padania intanto arrivano telefonate che misurano il malessere, scrive Stefano Zurlo. Il deputato Buonanno, sospeso dalla Camera per aver mostrato una spigola in aula, gira per il prato con una canna da pesca, appesa a una spigola di plastica con la faccia di Laura Boldrini. Boldrini dovrebbe fare la presidente della Camera in Corea del Nord, dice Buonanno nella didascalia. È la prima Pontida di Salvini segretario, scrive ancora Zurlo. Il barbuto leader sembra cavarsela con disinvoltura, chiama sul palco i venetisti appena usciti dalla galera, distribuisce un sonoro vaffa alla Fornero e ironizza su Renzi. Non fate così, afferma Salvini rispondendo alla folla che lo acclama, altrimenti l'altro Matteo, il megalomane di Firenze, pensa che sia per lui. Poi si rivolge a Grillo. Grillo non mi fa paura, anzi vorrei un confronto con lui. Gli contesto 2 errori. Non dice di uscire dall'euro anche se i suoi elettori lo vorrebbero, e ha cancellato il reato di immigrazione clandestina. I palloncini volano in cielo, le cornamuse bergamasche commemorano chi non c'è più. Umberto Bossi se la prende con Prodi, ha portato via il TFR, la liquidazione, alle imprese. Quella è la chiave di volta, dobbiamo difendere le nostre imprese. E poi c'è il federalismo fiscale, passato in aula, ma l'hanno messo da parte. Maroni è più sintetico, in Lombardia abbiamo tolto i ticket sui farmaci agli ultra 65enni e il bollo sui ciclomotori. Presto ci sarà il referendum per l'autodeterminazione come in Veneto. Salvini chiude annunciando il suo sbarco in Sicilia. Oggi ad Augusta dobbiamo liberare il Sud, almeno da qui al 25 maggio, scrive Zurlo, poi ognuno andrà per conto suo. Così il giornale, mentre il giornale si occupa anche a pagina 12 con Renato Brunetta e la sua Free Foundation delle mosse per arginare lo strapotere tedesco in Europa. Non ci sarà soluzione alla crisi se la Merkel non cambierà politica economica, è quello che Forza Italia dice da tempo, non è populismo ma buonsenso, sostiene Brunetta, il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Mentre a pagina 13 Andrea Indini da St. Ives in Inghilterra intervista Nigel Farage, il leader del partito inglese anti-Europa. Così metterò KO i bulletti di Bruxelles. Hanno già deposto Berlusconi, non riusciranno a fare fuori me. L'arrivo di Renzi al governo in Italia ricorda molto l'operazione Mario Monti. Usciremo dall'Unione Europea, non so quando, ma ce la faremo. L'Unione Europea aprì le porte agli stranieri e da allora non c'è più nulla da fare. Ho passato gli ultimi 3 anni a preparare questo momento, dice Nigel Farage, il leader del partito per l'indipendenza del Regno Unito, UKIP, determinato. Le prossime elezioni rappresentano l'ultima chance per gli inglesi, dice Farage, di gettarsi alle spalle i vecchi partiti politici. I bulletti di Bruxelles hanno deposto Berlusconi per sostituirlo con il non eletto Mario Monti. Con me non riusciranno a fare lo stesso, dice Nigel Farage. Prima dell'intervista si rilassa con una Guinness e si fuma una sigaretta con Paul Sykes, uomo d'affari e unico grande finanziatore del partito.
I partiti tradizionali, dice Farage al giornale, hanno perso contatto con la gente. Siamo una nazione molto aperta, abbiamo commerciato sempre a livello globale, siamo sempre stati molto accoglienti verso tutte le culture straniere, sotto molti aspetti più di altri paesi d'Europa, ma si arriva a un punto di rottura quando una cosa chiamata Unione Europea inizia a scrivere la maggior parte delle tue leggi e finisce per essere una porta aperta per 485 milioni di persone. A quel punto non c'è più nulla da fare. Il nostro messaggio non è radicale o estremista, prosegue Farage, è solo buonsenso, spetta solo agli inglesi occuparsi di temi tanto importanti come l'immigrazione. Il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, quando non lo so, ma sento che avverrà presto. Quando Berlusconi ipotizzò che l'Italia uscisse dall'euro, Merkel e Sarkozy lo portarono alle dimissioni, facendo leva sullo spread. Non teme di poter cader vittima dello stesso complotto? Domanda Andrea Indini. Non saprei, risponde al giornale Nigel Farage, intervista a pagina 13. Qualunque cosa se ne possa pensare, Berlusconi è stato Presidente del Consiglio per molto tempo, garantendo alla politica italiana una certa continuità. Per i bulletti di Bruxelles, che poi hanno messo al suo posto un loro uomo, il non eletto Mario Monti, è stato sconvolgente. Matteo Renzi, mi pare che sia la stessa operazione. Se fossi un elettore italiano sarei molto arrabbiato. Perché non alleanze col Front National? Penso che un'alleanza con Marine Le Pen, che pure ha talento, non si adatterebbe al nostro modo di fare politica. Sull'immigrazione vi trovereste d'accordo. Che soluzioni propone? Beh, dice Farage, la prima cosa è non avere le porte aperte. L'Eurozona è in una crisi così grave che non riuscirà a sostenere le probabili imponenti ondate migratorie. Dobbiamo tornare a controllare le frontiere. Dobbiamo poter dire agli europei meridionali e orientali: se hai una qualifica professionale che ci serve ti daremo un lavoro, ma non possiamo darti subito tutti i benefici del welfare. Non abbiamo i posti nelle scuole per i tuoi bimbi. Alcuni anni fa Farage ebbe un incidente aereo, si parlò di complotto. Chi potrebbe essere interessato a farla sparire dalla politica? Domanda il giornale. Quasi tutti, risponde Farage. Comunque sono stato molto fortunato, ride, e non me ne vado. In Italia è diventato famoso quando ha distrutto Van Rompuy, chiamandolo uno dal carisma di uno straccio bagnato. Non oso immaginare cosa possa pensare di Schulz e Juncker. Sono entrambi eurofanatici, risponde Farage, ma Schulz si esprime in modo piuttosto aggressivo e arrabbiato, perciò spero che vinca Schulz. Credo che il peggio sia il meglio. Più aggressivo lo abbiamo, più il popolo britannico gli si rivolterà contro. Beppe Grillo non l'ho mai incontrato, ma guardo con grande interesse quel che fa. Sospetto che dietro Grillo ci sia molto di più che una protesta. Fare qualcosa insieme a lui in Europa? Non lo so, conclude Farage. Adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime 3 settimane. Poi andremo a Bruxelles, ci prenderemo una tazza di caffè e ne parleremo. Intanto il giornale dà conto anche di una ricerca dell'Istituto Toniolo di Milano, istituto dell'Arcivescovado sostanzialmente, presieduto dal cardinale Angelo Scola. Una ricerca shock: 2 giovani su 3 stroncano l'euro e quasi il 60% dei ragazzi italiani ritiene l'Unione Europea un fallimento. L'Europa è ancora il nostro futuro? È la domanda che dà il titolo all'incontro di questo pomeriggio nell'Arcivescovado di Milano. Una domanda retorica di fronte a quel che dicono i giovani dell'Unione Europea: sfiducia nelle istituzioni, diffidenza nei confronti dell'euro, scarsa vicinanza con la gran parte dei paesi, sia fondatori che nuovi arrivati dall'est europeo. Sono i dati del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, presieduto dal cardinale di Milano Scola, che raccontano una gioventù desolata di fronte allo spettacolo offerto dalla politica tra Bruxelles, Strasburgo e Francoforte. Il 32% appena in Italia dei giovani crede che l'euro abbia migliorato la qualità della vita dei cittadini, soltanto il 32% dei giovani interpellati. Il 35%, solo il 35% dei giovani avverte vicinanza con la Germania. Il dato scende al 20% per i paesi dell'Est. Il 58% degli intervistati dichiara che l'Unione Europea è un esperimento sostanzialmente fallito e la moneta unica, appunto, piace soltanto al 32%. Tutti gli altri, il 68%, ritengono che l'euro non abbia migliorato la qualità della vita. Infine, sempre dal giornale di oggi, andiamo rapidamente, da segnalare anche il pezzo di Giancarlo Perna, il ritratto
del ministro dell'economia Giancarlo Padoan, economista cresciuto nel Partito Comunista Italiano, il guru dell'austerità che abitava in un castello, titola il giornale. Il ministro dell'economia, imposto a Renzi da napolitano, è un rigorista cresciuto nel PC, veneto di nome, ma romano e romanista, passava le estati nel maniero della nonna nel castello ad Asti. Da vice segretario dell'Ocse fece le bucce sulle stime al suo predecessore Saccomanni. C'è poi sul giornale Magdi Cristiano Allam che si occupa dell'Italia che non si arrende, quegli eroi del Made in Italy che hanno sconfitto la crisi, mentre ogni giorno muoiono 1000 partite IVA per colpa dello Stato moroso, c'è chi eccelle nel mondo grazie ai suoi prodotti, ma dicono i produttori paghiamo troppe tasse. E sempre dal giornale, la pagina degli esteri, va segnalato anche il reportage di Fausto Biloslavo da Slaviansk in Ucraina, nel cuore della rivolta. La capitale ribelle assediata, siamo russi non terroristi, le voci dei separatisti che guardano a Putin. L'esercito ucraino circonda Slaviansk, ma la città filo Mosca non cede. A Odessa la folla assalta la sede della polizia e fa liberare 67 prigionieri. Il Papa fa sentire la sua voce per chiedere che torni la pace nei cuori. Kiev manda ancora elicotteri e blindati, linea dura per riconquistare l'Est. E infine, sempre dal giornale di oggi, pagina 20, pagina di cronaca, il pezzo di Antonio Ruzzo sul personaggio, il fondatore della Colnago, l'uomo che spedì la bicicletta in paradiso, una vita di vittorie, dall'officina nel milanese all'azienda modello. A 82 anni Ernesto Colnago è sempre in fabbrica, dove ha fatto la storia delle 2 ruote e creato il telaio in carbonio, ma nessun modello è come quello che costruì per Papa Wojtyla. I suoi lo mandarono a bottega a imparare, la paga era 2 chili di farina. E lasciamo il giornale con l'ultima segnalazione dalla pagina di cultura, anzi 2, l'articolo di Marcello Veneziani sul cristianesimo che lascia l'Europa, riflessioni a margine di un testo profetico di Sergio Quinzio sul fatto che l'Europa si scristianizza. Tra le cause, una radicale mutazione sociale, un'Unione Europea antireligiosa, l'immigrazione e poi c'è Bergoglio. Il continente finisce col perdere ogni visione della vita e sprofonderà, scrive Veneziani. Crediamo che la crisi più grave sia quella economica, ci sbagliamo. Poi c'è l'articolo di Lodovico Festa sui pro e soprattutto i contro l'egemonia tedesca. La politica tedesca nel mirino di una miriade di libri, ne elenca alcuni tra i più interessanti Lodovico Festa. Tra le pubblicazioni sull'argomento quelle di Lorenzo Binismaghi, 33 false verità sull'Europa, Alessandro Barbera e Stefano Feltri, La lunga notte dell'euro, il libro di Zingales, Europa o no, sogno da realizzare o incubo da cui uscire, e George Soros, autore di Salviamo l'Europa. Lasciamo però il giornale e diamo uno sguardo anche alla prima pagina dell'Unità. Lo Stato piegato all'Olimpico è il titolo d'apertura, con 2 commenti, quello di Vittorio Emiliani, una trattativa inquietante, la foto del solito Genni a Carogna. Nelle mani della camorra è il titolo invece del commento di Roberto Rossi, che parte dal 1986. Diego Armando Maradona, ritratto sorridente all'interno di una vasca idromassaggio accanto all'allora latitante di Camorra Carmine Giuliano, detto Olione, padrone indiscusso di Forcella. Il Napoli vinceva quell'anno lo scudetto. Quella foto fu uno spartiacque, sancì in modo inequivocabile il legame stretto fra criminalità organizzata e mondo del calcio, fra Camorra e calciatori. C'è peraltro il sito di Dagospia, di Roberto D'Agostino, che apre in questo momento la sua prima pagina col titolo L'Italia di Pulcinella, dopo la trattativa Stato-mafia, la trattativa Stadio-mafia. Dopo la trattativa Stato-mafia poteva mancare la trattativa Stadio-mafia? Cazzo servono i giornalastri e le dagospie? Dove sono le gabbanelle e i cazzulli? Nessuno ci ha mai spifferato che il vero padrone d'Italia si chiama Genni a Carogna. Mentre la vedova dell'ispettore di polizia Raciti si dispera che lo Stato ha perso, Alfano e il questore di Roma precisano che non c'è stata alcuna trattativa con gli ultras del Napoli, mai pensato di non far giocare la partita. Grillo grilleggia che la Repubblica è morta. Su Twitter c'è un solo uomo al comando, Gennaro De Tommaso, per gli amici di Napoli, Genni a Carogna, l'ultra che autorizza la finale di Coppa Italia. Sul groppone un arresto per spaccio e un daspo, figlio di camorrista, sabato sera, oltre che mediare con le forze dell'ordine,
Prima della partita è riuscito anche ad assicurarsi il silenzio dei colleghi della Fiorentina, perché gli ultraviola non hanno tifato. Così Dago Spia in prima pagina. A proposito di testate online, però vi segnalo anche, già che ci siamo, 2 articoli da leggere sul quotidiano La Notizia, lanotiziagiornale.it. Il primo articolo di Stefano Sansonetti sui pluripoltronati, Mastra Pasqua non ha insegnato nulla, le ultime nomine all'insegna dell'inciucio. E poi ancora gli appetiti cinesi, l'articolo è sempre di Stefano Sansonetti, gli appetiti cinesi dietro le nomine interna, nomina di Delfante gradita all'asse Bazzoli-Prodi e il colosso State Grid parte all'attacco. Appetiti cinesi dietro le scelte di Terna, il gestore della rete elettrica italiana. Tornando invece all'Unità, il legame tra Camorra e calcio, Jenny a Carogna, simbolo di un legame mai spezzato tra Camorra e calcio, dalla foto di Maradona col boss Giuliano all'amicizia del latitante Lorusso con El Pocio, la curva del Napoli è stata sempre terra di conquista per i clan. E poi ancora in prima pagina sull'Unità, populismo e pregiudizio verso le elezioni europee, Berlusconi Grillo Lega, campagna elettorale di infamie e pregiudizi. E infine l'annuncio, nel giorno della trattativa Stato-Mafia, Stadio-Mafia, come la ribattezza Dago Spia, l'annuncio del giro di vite contro la mafia. Il prossimo Consiglio dei Ministri varerà il nuovo disegno di legge contro la mafia. Un giro di vite tra sequestri, confische e disciplina più severa del 416 bis, accolta la richiesta di Libera, l'associazione di Don Ciotti. Il 21 marzo sarà il giorno della legalità e della memoria delle vittime di mafia. Invitato speciale Jenny a Carogna, naturalmente, mentre sempre dal primo piano dell'Unità, a pagina 11, l'articolo di Carlo Buttaroni, presidente di Tecne, con il suo osservatorio del lunedì, disoccupazione record, colpa anche dei salari bassi. Come sostiene l'economista Stiglitz, il minor reddito danneggia i consumi e la stessa occupazione. La causa scatenante della crisi finanziaria non è nell'indebitamento pubblico, come molti credono, ma in quello privato, scrive Buttaroni. Ci congediamo poi dall'Unità con una pagina dedicata alla Spagna e soprattutto alla Catalogna, Partito Popolare e Partito Socialista impicchiata, la Spagna guarda altrove, i popolari hanno ingranato la retromarcia sui diritti, i socialisti sono penalizzati dalla deriva catalana, l'astensione cresce, l'Unione Europea fa battere il cuore, almeno a Barcellona. Madrid vuole ignorare l'indipendentismo catalano, ma così lo alimenta sempre di più. E l'Unità intervista Montserrat Tura, socialista, esponente del catalanismo. La questione catalana, lo scontro non è inevitabile, dice la deputata socialista, il conflitto con Madrid si inasprirà se non ci sarà la consultazione, il referendum che Madrid non vuole per la Catalogna, l'Unione Europea deve accettare una sua evoluzione. E infine, sempre dall'Unità di oggi, a pagina 19, il nuovo libro di Walter Veltroni, che fa seguito al film sempre su Berlinguer, quando c'era Berlinguer, il titolo del libro edito da Rizzoli. L'Unità si occupa oggi della lettera dello scandalo, Berlinguer e Monsignor Luigi Bettazzi, il diktat della Chiesa contro Berlinguer che voleva aprire ai cattolici, 1976, ecco come andò il carteggio tra l'allora vescovo di Ivrea Bettazzi e il leader comunista Berlinguer. Il racconto è uno dei contributi del libro di Veltroni. Ma lasciamo l'Unità e andiamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, che perlomeno ricorda che c'è stata l'alluvione nelle Marche. Emergenza fango è il titolo d'apertura, Marche devastate, centinaia di sfollati, più di 24 ore di blackout, si scava al buio. Economia in ginocchio, arriva Renzi che annuncia il governo farà la sua parte. A pagina 4 invece c'è l'intervista del Quotidiano Nazionale alla moglie dell'ispettore Raciti. Lo Stato ha perso, vergogna, mio marito umiliato, hanno trattato con chi esalta un assassino. Una notte da incubo, non ho chiuso occhio dopo le immagini in TV. Ma Renzi le ha telefonato alla signora Marisa Grasso, vedova del poliziotto Filippo Raciti, ammazzato allo stadio a Catania nel 2007. A pagina 5 c'è poi
l'eroe della giornata, diciamo così, quello che ha rappresentato plasticamente chi comanda in Italia, non il cosiddetto Stato. Qui comanda Genny a Carogna, titola il quotidiano nazionale, un regno al confine tra clan e droga, figlio di un boss camorrista. Secondo i pentiti questo bel soggetto governa lo spaccio allo stadio San Paolo. I suoi 200 fedelissimi Mastiffs arrivano allo stadio strafatti di droga, sono delle vere belve. Sempre poi dal quotidiano nazionale, a pagina 12, adesso ci arriviamo, c'è l'inchiesta di Roberto Giardina verso il voto alle europee. In questo caso si parla di Polonia. La Polonia prende tempo sull'euro, la Polonia non è molto intenzionata, per usare un eufemismo, ad adottare la moneta unica, ma vola con i soldi di Bruxelles. In Romania monta la rabbia, basta considerarci cittadini di serie B. Il nodo finanziamenti. Varsavia cresce più di Berlino grazie anche all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Unione Europea. A pagina 13 poi del quotidiano nazionale abbiamo il resoconto da Pontida firmato da Gabriele Moroni. La Lega torna secessionista, sul palco i ribelli scarcerati, la prima volta di Salvini segretario a Pontida, un'emozione confessata da militante fra i militanti, camicia candida a cui sovrappone una felpa con la scritta no euro. È la prima Pontida di Matteo Salvini da segretario della Lega Nord alla vigilia delle elezioni europee. Ha ricompattato Salvini le truppe stanche. Dal Pratone riceve l'investitura popolare dei Matteo, che in migliaia scandiscono ritmicamente. Un anno fa era stato Tafferuglio, fra leghisti veneti che contestavano i commissariamenti e giovani maroniani. Nella Pontida salviniana campeggia un grosso cuore con la scritta Veneto indipendente, sventolano e si vendono bandiere di San Marco. Sono accolti sul palco alcuni indipendentisti coinvolti nell'inchiesta di Brescia. Arrestateci tutti, grida Salvini, che parla contornato da mamme e bambini. Abolizione della legge Fornero, per cui si stanno raccogliendo le firme, uscita dall'euro, la scelta di stringere un patto con le forze anti-euro. Preferisco Marine Le Pen ad Angela Merkel, che ha massacrato la nostra economia. Se significa essere populisti, siamo populisti, meglio populisti che fessi. No all'immigrazione senza regole, all'operazione Mare Nostrum, e poi il resto della cronaca del quotidiano Il Giorno, che salutiamo con due articoli ancora prima di andare in pubblicità. No TAV, assalto notturno in Valsusa, Torino, bombe carta e mortai sul cantiere, blitz di un comando di incappucciati, la polizia li ha respinti. Vandalismi, attacco alla sede provinciale del PD nel Cuneese, vetri rotti e scritte sui muri, bombe, carta, petardi, razzi contro il cantiere del treno ad alta velocità di Chiomonte. Chiodi a 4 punte sparsi sulle strade davanti alle recinzioni e appunto razzi lanciati anche con mortai artigianali. È stata un'altra notte calda in Val di Susa. Infine il Giorno si occupa, andando in Lombardia, della decadenza del Castellazzo di Bollate, una magnifica residenza del Settecento che va a pezzi. L'ultima chance, i fondi europei, la struttura è vincolata, la regione deve muoversi, scrive Monica Guerci, con l'Unione Europea. Dopo la pubblicità diamo un'occhiata anche agli altri quotidiani di oggi, a partire dal secolo XIX, Fatto Quotidiano, Il Foglio e poi la sezione economica del lunedì con il Sole 24 Ore del lunedì, ma anche Italia Oggi, che ci ricorda che al di là di tutte le favole governative ritorna l'IMU ed è peggio di prima, perché la Tasi sarà dovuta anche da chi ha la prima casa, naturalmente, di abitazione. La famosa prima casa non è esente per niente, anzi la Tasi sarà peggio per tutti, l'avevamo già detto, ma ce n'è conferma da un quotidiano tecnico come appunto Italia Oggi.
Torniamo ai quotidiani di oggi con una curiosità da pagina 2 del Secolo XIX di Genova, che naturalmente si occupa in primo piano di quanto accaduto allo stadio. Nel 1925, ricorda il quotidiano genovese, pallottole fasciste contro i tifosi genoani. Era lo spareggio del 10° scudetto mai arrivato. Anche i tifosi genoani furono aggrediti con colpi di pistola. 1925. Il regime di Mussolini cercava di fascistizzare il calcio. Genoa vicinissimo al 10° scudetto, il Bologna vinse grazie agli interventi esterni. A Bologna era in grande ascesa Leandro Arpinati, capo delle camicie nere, che poco dopo sarebbe diventato presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Arpinati e i suoi squadristi avevano già invaso e costretto l'arbitro Mauro a convalidare una rete inesistente al Bologna nel terzo spareggio per l'assegnazione della vittoria della Lega Nord, facendo capire chi doveva vincere. Gli spari dei bolognesi nei confronti dei genoani avvennero alla stazione ferroviaria Porta Nuova di Torino, 5 luglio 1925. Ma sempre dal Secolo XIX di Genova, citiamo rapidamente dalle pagine delle lettere, la lettera del Comitato Esodati Liguria rivolta all'ex ministra Fornero. Il Comitato Esodati Liguria ha appena appreso con gioia e soddisfazione la notizia che l'ex ministro Fornero è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Centrale del Latte di Torino in qualità di consigliere indipendente. L'illuminata economista di fama internazionale, la super esperta mondiale di previdenza, aggiunge un tassello importante al suo prestigioso curriculum. I 400.000 esodati nati a seguito della sua riforma e le loro famiglie, orgogliosi di essere stati scelti come cittadini privilegiati, a cui è stato affidato l'arduo compito di salvare l'Italia dal baratro che incombeva a fine 2011, si stringono commossi in un abbraccio affettuoso all'ex ministro Fornero e a stento trattengono lacrime di sincera commozione. Grazie Elsa, ora finalmente possiamo tornare a guardare con fiducia e serenità il radioso futuro che così generosamente ci hai donato, sicuri che il mondo del lavoro presto spalancherà le sue porte anche a noi, scrive il Comitato Esodati della Liguria e pubblica a pagina 15 il Secolo XIX di Genova. Superfluo ricordare che il referendum promosso dalla Lega per l'abolizione della legge Fornero è uno dei quesiti più importanti, della cinquina di quesiti che vi invito a riconsultare, ad approfondire per tutti i quesiti che avete voi a vostra volta sulla raccolta firme della Lega per i 5 referendum sul sito vieniafirmare.org oppure chiamando al numero 0266 234 234 anche oggi, tutti i giorni, e si può firmare anche nel proprio comune di residenza. Al comune hanno i moduli, basta che vi presentiate in comune all'ufficio anagrafe fondamentalmente, o comunque chiediate dei moduli per i referendum da firmare. Infine, sempre dal quotidiano genovese, dopo le rivelazioni del Secolo XIX, la procura apre un'inchiesta che sta accelerando sui baby prostituti, via alle perquisizioni, blitz della polizia postale in 10 tra abitazioni e uffici, sequestrati computer e telefonini. Scatta l'indagine da Genova, un sito per incontri con minorenni, ragazzini, ci si può registrare a 13 anni, denunce e controlli e la procura che accelera. Ma lasciamo il quotidiano genovese per dare un'occhiata al Fatto Quotidiano, il Fatto del lunedì. Renzi e Grasso, il presidente del Senato, umiliati mentre il mondo ride di noi. Le foto di Renzi sabato in tribuna durante la finale di Coppa Italia e di Gennaro De Tommaso che tratta con Amsic e poi decreta si gioca. Il capo ultra Genni impone la sua legge in diretta con 75 paesi collegati, mentre la tribuna autorità resta impotente anche di fronte ai fischi all'inno di Mameli. Il Fatto intervista l'ex campione del mondo di calcio Tardelli, per lui si era parlato di una candidatura nel Partito Democratico alle europee, che pena quei politici rimasti in tribuna. Il presidente Grasso avrebbe dovuto andarsene subito, ma si è mostrato debole. Scrivere che si sarebbe voluto essere altrove su un social network non equivale a lasciare la propria poltrona. E poi c'è l'altro pezzo su A. Carogna e i suoi fratelli, risse a Londra, cocaina, raid antidiscarica all'ombra del clan camorristico
misso tra camorra, botte e spaccio. Il gruppo Carogna dentro e fuori lo stadio San Paolo. A Carogna for President è il titolo del commento firmato da Marco Travaglio. Ha ragione il questore di Roma, scrive Travaglio, con gli ultras del Napoli nessuna trattativa, ha detto il questore. E infatti l'altra sera all'Olimpico ha deciso tutto Gennaro De Tommaso, per tutti gli amici Genni a Carogna, figlio di un camorrista, un arresto per droga e vari daspo all'attivo. Troneggiante a cavalcioni sulla grata fra curva e campo. Ha deciso tutto lui senza trattare con nessuno. Non è tipo da negoziati, Genni. È un riformista decisionista che non conosce mediazioni. Non perde neanche tempo a parlare, anche per oggettivi limiti espressivi. Gli basta gesticolare e poi parlava per lui la scritta sulla t-shirt nera inneggiante all'ultra catanese condannato per l'assassinio del commissario Raciti. Dunque pendevano tutti dalle sue labbra, a parte i VIP in tribuna Monte Mario che fingevano di non vedere. Oltre ai presidenti e ai patron di Napoli e Fiorentina e agli eterni padroni del calcio e dello sport specializzati da una vita nell'arte dello struzzo, erano riconoscibili la seconda e la quarta carica dello Stato, cioè i presidenti del Senato Piero Grasso e del Consiglio Matteo Renzi e la presidente dell'antimafia Rosy Bindi. Diversamente dagli altri tifosi, rassicurati da versioni edulcorate della sparatoria per evitare altro sangue, sapevano benissimo che in quei minuti al Policlinico Gemelli lottava tra la vita e la morte un ragazzo sparato, tra virgolette, scrive Travaglio, da un altro ultra, per l'occasione romanista. Sapevano che la partita si giocava solo per motivi di ordine pubblico, cioè per scongiurare una seconda ancor più grave carneficina, e vedevano come tutti in diretta in Mondovisione che per giocarla occorreva il nulla osta decisivo di Genni e di tutti quelli come lui, capaci di scatenare l'inferno a un cenno convenuto. Vedevano che la prefettura, la questura, le polizie, le autorità sportive, emblemi di uno Stato impotente e inesistente e di un calcio sotto ricatto permanente, avevano affidato all'energumeno l'ordine pubblico e le loro poltrone. Sentivano le bordate di fischi all'inno nazionale, assistevano al lancio di razzi e bombe carta sulle forze dell'ordine e sui vigili del fuoco. Ma a nessuno è venuto in mente di alzarsi e di andarsene, di dissociarsi da quello spettacolo indegno e dimostrare all'Italia, o almeno al resto del mondo, che esiste ancora uno Stato e che la classe politica è un filo migliore di Genni a Carogna. E invece niente, nemmeno un plissé, scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del lunedì. Un po' meno a disagio dei calciatori, le autorità, tra virgolette, confabulavano, ridacchiavano e consultavano nervosamente gli orologi in attesa spasmodica di godersi lo spettacolo sportivo. Lo statista Grasso, quello che se Napolitano è fuori diventa capo dello Stato, twittava a scarico di coscienza una frase memorabile, degna di Biscardi. Chi ha sparato al ragazzo, ha scritto su Twitter il presidente del Senato, Grasso, non è un tifoso, è un delinquente. Gliele ha cantate chiare, scrive Travaglio. Poi, a favor di telecamera, dichiarava: sono stato più volte in procinto di abbandonare il campo, ma dobbiamo stabilire se i fatti sono legati alla partita o no. E comunque bisogna fare una riflessione, perché questi episodi in futuro non si ripetano, ha detto il presidente del Senato. Spesso il malessere sociale trova in queste occasioni il modo per esplodere in violenza senza senso. Non possiamo accettarlo, bisogna reagire. Il messaggio di Papa Francesco, ha detto ancora il presidente del Senato, avrebbe dovuto far riflettere, ma se le reazioni sono state queste, c'è da riflettere. Ecco, commenta Marco Travaglio, lui era in procinto, però ora occorre una riflessione e soprattutto una reazione, e poi il malessere sociale e Papa Francesco. Certo, come no. Anche Angelino Joly, presunto ministro dell'Interno, twitta: nessuna trattativa tra Stato e Ultras. Come Stato siamo e saremo in grado di garantire l'ordine pubblico. Il che, commenta Travaglio, detto da uno che non si è accorto del sequestro di una dissidente e della sua bimba deciso nel suo ufficio mentre lui era chissà dove, è pienamente coerente. In un paese decente, dopo queste scene, salterebbero all'istante il prefetto e il questore di Roma. In Italia non accade nulla.
Qui le massime cariche dello Stato legittimano o coprono la trattativa con la mafia, figurarsi con gli ultras. Poi ci sono le cosiddette autorità sportive mummificate. L'eterno Giancarlo Abete, presidente Federcalcio, dice che il calcio è vittima di situazioni che vanno oltre, siamo pronti a fare la nostra parte per invertire la tendenza senza se e senza ma. Riflettiamo sull'idea di dare ai club il potere di vietare a vita lo stadio a certi tifosi. Ma certo, commenta Travaglio, a cacciarli dagli stadi dovrebbero essere gli stessi club che foraggiano e vezzeggiano tutti i genni a carogna con biglietti omaggio e trasferte gratis, essendone ostaggi spesso in preda alla sindrome di Stoccolma, le classiche volpi a guardia del pollaio. Mario Pescante, membro del Comitato Olimpico, dopo aver presieduto il CONI degli scandali e fatto il deputato e il sottosegretario allo sport, non trova di meglio che dar la colpa alla Costituzione. Occorre più severità, dice Pescante, ma quando portai la legge in Parlamento nel 2004 la ritirai frettolosamente per la ribellione trasversale tra chi invocava la Costituzione, la più bella Costituzione del mondo, come è noto, e chi il garantismo, ed ecco i risultati. Signori, pietà, conclude Marco Travaglio, tappatevi la bocca e sparite, non prima però di aver tributato il giusto riconoscimento istituzionale a Genni a Carogna. È vero, ha inneggiato a un assassino, ma l'han fatto anche un ex premier e decine di agenti del SAP. È vero, ha precedenti penali, ma in Parlamento è in buona compagnia. In più, diversamente da Alfano, è sempre al posto giusto nel momento giusto e decide senza inutili concertazioni, da vero uomo del fare. La nomina a ministro dell'Interno gli spetta di diritto. Così Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano del lunedì. Il Foglio invece si occupa, come tutti i lunedì, riassumendo ciò che è stato pubblicato da varie testate la settimana scorsa, dell'Ucraina. Se scoppia la terza guerra mondiale, le truppe, gli armamenti, le alleanze, cosa succede se la crisi ucraina diventa un vero scontro militare tra Russia e Stati Uniti? E tra gli articoli ripubblicati dal Foglio c'è anche quello pubblicato sul Giornale giovedì 1 maggio, a firma di Stefano Lorenzetto, La morte senza voce di Emilio Riva, il patron dell'Ilva. Il magnate dell'acciaio era già morto il 26 luglio 2012, quando un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Taranto lo aveva confinato agli arresti domiciliari nella sua villa di Malnate, Varese. Il suo male incurabile è stato il sequestro dell'Ilva di Taranto, che Riva aveva salvato dal fallimento e trasformato nella più importante acciaieria del continente, sostituendosi allo Stato in seguito alla liquidazione dell'Italsider. Il tumore osseo che ha consumato l'imprenditore milanese si era manifestato all'avvio dell'inchiesta per disastro ambientale, dalla quale sarebbe uscito senza condanne e però cadavere. La caduta delle difese immunitarie sopravviene quando il dolore diventa troppo pesante per essere sopportato anche da chi abbia spalle larghe come le sue, scrive tra l'altro Stefano Lorenzetto, e Repubblica oggi il Foglio di Giuliano Ferrara. E adesso apriamo il capitolo dei quotidiani economici e finanziari con innanzitutto Italia Oggi 7, che si occupa in prima pagina col direttore Marino Longoni e in dettaglio a pagina 3 delle nuove tasse sulla casa. Come abbiamo più volte detto, anche Italia Oggi certifica, ritorna l'IMU ed è peggio di prima. La tasi sarà dovuta anche da chi prima era esente dall'IMU e per la maggior parte dei proprietari costerà di più. Acconti 2014 nel caos legati alla velocità dei comuni. L'IMU sulla prima casa, sulla casa di abitazione, messa da parte ma solo parzialmente nel 2013, è tornata sotto falso nome, scrive Marino Longoni, ed è tornata per vendicarsi. La Tasi e le altre imposte sugli immobili saranno dal 2014 per la maggior parte dei contribuenti più pesanti ma anche più ostiche di tutte quelle sperimentate fino ad oggi. Se l'obiettivo era ridurre le imposte sul mattone per rilanciare un settore immobiliare ormai in coma profondo, il risultato di 20 mesi di discussioni parlamentari e di produzione normativa incontrollata è desolante. Le imposte aumenteranno, scrive Longoni, e la confusione normativa sta superando ogni limite di umana sopportazione. Per esempio, i contribuenti dovranno sobbarcarsi l'onere di controllare il 31 maggio il sito del comune di appartenenza per verificare se sono state pubblicate le delibere con le aliquote della Tasi 2014. Se mancheranno,
L'imposta sulla prima casa si pagherà in un'unica rata a dicembre 2014, mentre per la Tasi sulle seconde case si applicherà un'aliquota standard dell'1 per 1000, salvo conguaglio, nella seconda rata di dicembre. E milioni di contribuenti che, grazie alle detrazioni, non avevano pagato negli anni scorsi le imposte sulla prima casa, ora dovranno pagarle. Perché, anche se con il decreto numero 16, convertito in legge il 30 aprile, si è consentito ai comuni di aumentare l'aliquota di imposta a patto di aumentare le detrazioni per gli immobili di minor valore o per i redditi più bassi, gli enti locali non sono vincolati a destinare tutto il gettito aggiuntivo a questa finalità e c'è quindi da aspettarsi che non lo faranno. È come se il tentativo di abolire l'IMU sulla prima casa abbia scatenato una mischia per tirare una coperta comunque troppo corta tra mondo politico, amministrazioni locali e contribuenti. Alla fine a rimanere scoperti sono stati soprattutto i contribuenti. Nel 2013, grazie ai sindaci furbetti che nel tentativo di farsi rimborsare dallo Stato più del gettito che sarebbe venuto meno con l'abolizione dell'imposta, hanno all'ultimo momento aumentato le aliquote dell'IMU sulla prima casa ai valori massimi consentiti, vedi il caso Milano ma tanti altri, e il governo Letta che non è caduto nella trappola e ha imposto loro di far versare le maggiori imposte ai propri cittadini che hanno pagato. Ora il giochino si ripete con le detrazioni. L'IMU esentava 5 milioni di proprietari, la Tasi invece non prevede detrazioni, lascia tutto in mano ai sindaci. I comuni potranno incrementarle e a questo scopo è stato consentito di aumentare le aliquote massime dello 0,8 per 1000 per aumentare le detrazioni a favore di certe fasce. Ma è facile scommettere che alla fine saranno i contribuenti a rimetterci. Nel frattempo la gestione dell'imposta è diventata sempre più complessa, i tempi sempre più stretti, le incognite si moltiplicano. Per esempio, se il comune non pubblica le proprie aliquote entro il 31 maggio, l'acconto di imposta per le seconde case si verserà applicando l'aliquota dell'1 per 1000, ma questo potrebbe dar luogo a rimborsi che nessuno sa come e quando potranno essere incassati dai contribuenti. Inoltre, la Tasi non potrà essere versata con i sistemi elettronici offerti da banche e poste, ma solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Per gli immobili commerciali, la Tasi si aggiunge all'IMU e questo comporterà quasi sicuramente un aggravio di imposta. Senza contare, conclude Longoni su Italia Oggi 7, che tra le imposte sugli immobili va ricompresa anche quella sullo smaltimento dei rifiuti, Tari da quest'anno, che non mancherà di far sentire il suo peso, specie su chi è costretto dalla legge a smaltire in proprio i propri rifiuti, ma non per questo viene esentato dal pagamento dell'imposta. Pagherà 2 volte per lo stesso servizio, ma tutto fa brodo quando si tratta di recuperare gettito. Pagina 3 di Italia Oggi c'è la puntualizzazione, dopo il commento del direttore Longoni, sulle tasse in aumento per proprietari di prime case che non pagavano più l'IMU, e sull'acconto Tasi, i contribuenti appesi alle delibere comunali, i titolari di fabbricati e aree edificabili costretti a monitorare i siti internet. E poi c'è anche spazio su Italia Oggi per un commento, un punto anzi, sulla questione della manovra Renzi e dell'aumento delle aliquote su conti correnti, su depositi postali, su tutto che non sia titolo di Stato. I piccoli azionisti colpiti più dei capitani di impresa, scrive Italia Oggi 7, gli effetti della tassazione che sale dal 20 al 26%. Penalizzato chi non diversifica all'estero, cioè il risparmiatore comune e piccolo. Il Sole 24 Ore del lunedì si occupa anch'esso di fisco, ma sotto il profilo delle imprese. Non diminuisce la pressione fiscale sulle imprese, scrive il quotidiano di Confindustria, nonostante l'inversione di tendenza segnata dal taglio dell'IRAP. La riduzione dell'imposta regionale, l'IRAP, si farà sentire nel 2014 solo per le società che non applicano il metodo previsionale, per le altre sarà rinviata al 2015 e ancora la copertura però non c'è. Già da quest'anno invece l'IMU versata nel 2013 sarà deducibile dal reddito di impresa ma non dall'IRAP, mentre la nuova Tasi è completamente non deducibile e il decreto IRPEF ha previsto il versamento in un'unica rata dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni aziendali. Insomma, il fisco non molla la presa sulle aziende. Per 2 società su 3
lo sconto sull'IRAP rischia di slittare al 2015, scrive il Sole 24 Ore, che si occupa poi di deduzione IMU a portata ridotta per negozi e capannoni, uno sconto parziale e non per tutti. Questo è l'identikit della deduzione IMU che le imprese possono sfruttare quest'anno per la prima volta nella dichiarazione dei redditi. Una deduzione con molte esclusioni per i fabbricati strumentali, cioè per i fabbricati che servono agli imprenditori e agli artigiani. Particolarmente penalizzate le immobiliari di gestione, scrive il Sole 24 Ore. E lasciamo anche il quotidiano di Confindustria con un'altra segnalazione sulla questione della Tasi, nella sezione di norme e tributi. La Tasi con acconto boomerang, titola il 24 Ore, se l'aliquota non è fissata entro il 31 maggio, l'acconto del 16 giugno va pagato sui parametri standard. Sugli altri immobili, rischio di versamenti con successivo rimborso, come ha scritto, abbiamo letto poco fa, Marino Longoni su Italia Oggi, però il rimborso poi non si sa con che tempi e con quali modalità verrà fatto. I rimborsi nessuno sa come e quando potranno essere incassati dai contribuenti, se l'aliquota non è fissata entro il 31 maggio, perché si rischia di versare più del dovuto o di quello che sarà il dovuto con successivo rimborso, ma con una procedura che si complica ulteriormente. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore di oggi, del lunedì, che peraltro a pagina 6 ha anche un articolo sui comuni alle elezioni amministrative, corsa per 68.000 nuovi politici, metà dei comuni italiani è interessata al voto di maggio, vicina al raddoppio la presenza femminile nelle giunte. E poi c'è un simpatico articolo, seconda puntata, la prima puntata è stata pubblicata lunedì 28 aprile, sull'Europa verso il voto e i dividendi dell'integrazione europea. Il no all'Unione Europea costa 800 miliardi, scrive il Sole 24 Ore, il vantaggio del mercato unico vale da solo la metà, ma è un cantiere da completare. Secondo il Sole 24 Ore sono 838 in tutto i miliardi di euro, la stima dell'impatto economico totale annuo delle politiche di integrazione europea in corso di definizione e dunque il prezzo da pagare in caso di abbandono del progetto europeo. 838 miliardi sarebbe il valore dei progetti europei in corso, un valore stimato naturalmente. Ora, i benefici di questi progetti chi li ha visti? Punto primo. Secondo, gli eventuali soldi materialmente impegnati e non le stime sono dati da chi? Dai contribuenti dei singoli paesi, e l'Italia dà sempre più di quello che riceve, tra l'altro, e quello che riceve va a finire spesso non in maniera molto commendevole o addirittura non si riesce ad impegnarlo. Per cui al di là delle stime teoriche e potenziali dei progetti di integrazione europea, quel che conta è quello che esce materialmente ogni anno, ed è sempre di più di quello che entra, e quello che entra oltretutto spesso non viene nemmeno impegnato. E l'Italia paga sempre più di quello che riceve, anche in teoria riceve, perché poi in pratica è tutto un altro paio di maniche. Comunque lasciamo il Sole 24 Ore con un'ultima segnalazione, da pagina 12, quella dei commenti, il pezzo di Alberto Ronchetti sul silenzioso esodo di molti cittadini della Repubblica Italiana verso Chiasso. Negli ultimi 2 anni 10.000 italiani sono andati a vivere in Svizzera, concorrenza fiscale ma non solo, anche qualità della vita migliore. Siamo praticamente alle 9.30, vi cito soltanto a proposito di euro la prima pagina, la seconda e la terza di Repubblica Affari e Finanza. Il pezzo è di Federico Fubini, intitolato Euro, la rivincita della periferia, e se l'austerità funzionasse, molti indizi in serie in teoria dovrebbero equivalere a una prova. Negli ultimi mesi l'Europa del Sud ha prodotto abbastanza prove per spiazzare i critici dell'euro. Austerità, coraggio e fondi della Troika è il mix virtuoso che ha salvato la periferia, secondo Repubblica. Infatti tutti moriamo dalla voglia di essere governati e trattati come sono state trattate la Spagna, il Portogallo, la Grecia, e di essere presi sotto le amorevoli cure della Troika, Unione Europea, Fondo Monetario, Commissione Europea. Buona mattina a tutti, la nostra rassegna stampa finisce qui. Vi ricordo per i quesiti referendari il sito vieniafirmare.org, il numero 0266 234 234. In primis c'è la questione della abolizione della legge Fornero, che come abbiamo visto è uno degli argomenti affrontati anche dai quotidiani di stamani.
Con questo noi ci salutiamo, in mattinata potremo ripercorrere qui in radio anche la giornata di ieri a Pontida. Buona mattina, buon ascolto da Giulio Cainarca. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente, con prodotti di alta qualità e design, scegli Premazzi. Premazzi produce e installa serramenti di vario tipo: porte, blindati, sistemi anti-intrusione, porte sezionali, grate in acciaio e tapparelle blindate.